Il concetto base che deve essere interiorizzato dagli appartenenti alla polizia locale è il seguente: è necessario un cambiamento di cultura e di approccio nello svolgimento del loro servizio. Necessità che proviene dalla esigenza sempre più emergente per lo Stato italiano di contrastare, di prevenire e di reprimere sia il fenomeno mafioso ma anche il fenomeno del terrorismo. Potrà sembrare ardita questa seconda considerazione, ma se incomincio a parlare in ambito nazionale ma anche in ambiti investigativi dell'esigenza di impiegare il personale appartenente alla polizia locale anche per il contrasto ai fenomeni terroristici, considerata la dislocazione del relativo personale in tutto il territorio. Inoltre c'è anche da osservare che ormai la polizia ordinaria, intendendo con per tale concetto carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, non hanno più le risorse e le forze necessarie per svolgere efficacemente, nonostante il loro impegno e il loro sacrificio, una lotta nei confronti delle organizzazioni mafiose che sono sempre più complesse, organizzate e insidiose, soprattutto sotto l'aspetto economico. Allora, ecco perché si rende necessario e improcrastinabile un nuovo profilo di impiego della polizia locale anche in questi settori, e questo presuppone però, come ho detto all'inizio, un cambiamento radicale, nel senso che ci deve essere un mutamento di pelle, mi si passi la metafora, nel senso che l'operatore di polizia locale non si deve più sentire un vigile urbano ma un vero e proprio operatore di polizia, con di conseguenti incombenze sempre più complesse. Allora, la mafia si comporta alla stessa stregua di una formidabile azienda, di una società di capitale, quindi ha degli interessi molto variegati che mutua nel tempo, seguendo i cicli economici, come se operasse in borsa o secondo delle strategie di marketing. Ovviamente i settori tradizionali sono quelli dell'edilizia, su quello dello sfruttamento illegale dei rifiuti. Ultimamente ci sono stati degli indicatori, supportati anche da indagini, che vedono interesse anche nel settore della ristorazione. Ci sono state anche delle indagini sia in Veneto ma anche in Friuli nei confronti di catene che hanno le sedi operativi in entrambi le regioni, che danno contezza di quanto io sto sostenendo. Ovviamente c'è anche l'intermediazione finanziaria, ma questo anche può essere considerato un settore tradizionale. Praticamente dove tutti i settori dove può essere generato un profitto. Ultimamente anche delle indagini effettuate dalla magistratura siciliana e calabrese hanno fornito un quadro di interesse per quanto riguarda la criminalità organizzata nel settore degli immigrati. Per cui diciamo che sono tutti settori che producono reddito, nessuno escluso.